Ci dica Graziana, chi è Graziana Papes? Allora, io nasco a Gaiarine, quindi passo una parte della mia infanzia, il resto l'ho sempre vissuta a Codognano fin tanto che non mi sono sposata nell'82. 82 è stata anche una data molto particolare, nel senso che ha dato una svolta radicale a quella che era la mia vita. Quindi dopo gli studi ho fatto prima segretaria d'azienda, dopo gli ultimi 2 anni ho terminato le superiori a Cortina d'Ampezzo. E ho trovato lavoro inizialmente in una società, un'azienda piccolina di Tezze di Piave dove facevo la parte della segreteria. E quindi non avendo ancora la patente perché si diventava maggiorenni a 21 anni, dovevo accontentarmi del motorino. Nel giro di 6 mesi mi è capitata l'opportunità di inoltrare un curriculum alla Sole di Oderzo che cercava personale. Dopo un colloquio di 3 ore circa, mi ha detto le faremo sapere, poi nel giro di neanche una settimana mi aveva già contattato per iniziare a lavorare. Quindi il passaggio è stato notevole, nel senso anche sotto l'aspetto finanziario, perché nell'anno 70 io guadagnavo 35.000 lire al mobilificio di Tezze di Piave, andare alla Sole e Oderzo guadagnavo 70.000, quindi il passaggio è stato notevole. Allora ho fatto i primi 4-5 mesi segretaria del direttore amministrativo, subito dopo è arrivata un'altra persona a prendere e a svolgere il mio compito, io sono passata alla contabilità fornitori. Contabilità fornitori impegnativa perché dal controllo delle bolle di consegna al controllo degli ordini fino al bonifico era una parte abbastanza impegnativa. Negli anni c'è stato l'accorpamento di altre due aziende del gruppo Zanussi, quindi mi occupavo di gestione degli acquisti di Comina e anche Rovigo, perché ogni tanto mi trasferivo con l'auto aziendale sia a Comina che a Rovigo. Questo fino al, diciamo, 8-9 anni in totale. Negli ultimi 2 anni invece mi è arrivata l'offerta, no, anzi a 24 anni mi hanno nominata responsabile della contabilità fornitori a Oderzo, per cui mi sono trovata un attimo spiazzata, nel senso che a 24 anni avere 5 persone che lavorassero alle mie dirette dipendenze mi sembrava una cosa un po' troppa inizialmente, poi dopo ci ho preso anche gusto, diciamo, quindi era che simpatica la cosa. Invece nella fine 79-80 mi è arrivata la proposta che l'azienda stava per avviare un altro tipo di attività che erano servizi parabancari, quindi si era buttata nel factoring. Factoring all'epoca non si sapeva neanche cosa fosse, nel senso che in Italia ce n'erano pochissime aziende che si occupavano di questo ed era praticamente anticipazioni e successioni di credito, servizi parabancari. Quindi con grande sorpresa, anche se il mio direttore all'epoca non voleva perdermi, per cui per qualche mese non mi ha messo al corrente della richiesta da parte della direzione di Pordenone, alla fine ho dovuto interpellarmi, ho accettato di buon grado. Quindi mi sono fatta 6 mesi in Ifitalia a Milano, una società della BNL, e dopodiché sono passata a Comina, quindi l'ultimo periodo le dipendenze del gruppo l'ho fatto proprio a Comina di Pordenone, no anzi Pordenone città, pardon, Pordenone città. Lì dopo, siccome le ore in treno erano parecchie da Conegliano a Pordenone, quindi tra leggi il quotidiano, tra leggi il settimanale, una cosa e l'altra, da 2 articoli di giornale, che al momento non ci ho fatto caso, però in un secondo momento è partita l'idea di dire voglio fare un qualcosa di mio, un qualcosa che non c'è. E quindi sono partita con la prima struttura. All'epoca andava anche bene perché nel frattempo ero rimasta incinta, ho programmato il matrimonio e nel frattempo ho messo su anche questa attività. Quindi l'82 è stato proprio l'anno della svolta generale. Inizialmente sembrava la cosa più grande di me, invece riuscivo a coprire tutti e tre i ruoli ampiamente. Quindi diciamo da una piccola struttura dedicata inizialmente a quelli che poteva essere i servizi di fisioterapia che l'ospedale attualmente non elargiva ai pazienti del comprensorio, mi sono buttata col discorso, volevo i fanghi, evitare che la gente da Conegliano o dintorni andasse a Rabano. Il fango purtroppo non si può trasferire perché deve essere utilizzato al momento, altrimenti l'acqua marcisce.
Quindi era uscito un articolo su Panorama che parlava di questo parafango, fango misto a paraffina. Quindi con quel servizio lì e poi il servizio abbronzatura che era presente solo a Milano in quel momento, o altrimenti c'era il discorso della Germania, un tipo di abbronzatura che in Italia non si conosceva. Quindi due o tre cose fondamentali che Conegliano e zone limitrofe non c'erano. E da lì è stata dura perché inizialmente, allora, diciamo che la costituzione della società è stata fatta a giugno e avevo coinvolto una mia amica che nel giro però di poco tempo ha fatto un passo indietro, nel senso che nel momento in cui la cosa prendeva consistenza anche a livello finanziario lei ha preso paura. Diciamo che la paura l'avevamo ambedue, perché lasciare un posto fisso con un buon stipendio e intraprendere un'attività nuova con un punto di domanda che non conoscevamo nessuna delle due era un po', non dico un salto nel vuoto o nel buio, però era una cosa che ovviamente impegnava la mente. Quando lei si è ritirata, io fino a quel punto ovviamente non avevo coinvolto la mia famiglia, volevo fare tutta da sola. Avevo la possibilità di accedere a un conto che era quello della BNL perché Ifitalia e Veneta Factoring alla fine avevano fatto una specie di connubio, nel senso che Veneta Factoring accedeva al conto BNL e Ifitalia ci assisteva per quanto riguarda i primi sviluppi del lavoro. E quindi noi dipendenti di Veneta Factoring avevamo l'accesso al credito a tasso agevolato. Oltretutto avevo a disposizione la mia liquidazione perché da metalmeccanica ero passata al settore bancario e quindi avevo un gruzzoletto con la quale poter accedere. Solo che non coinvolgendo la mia famiglia non ce l'avrei mai fatta senza un altro socio. Quindi ho dovuto, volente o nolente, interpellare la mia famiglia, dire che io ero già avanti col mio progetto, però avevo bisogno di una consistente come si può dire, partecipazione. Quindi la sera abbiamo parlato, poi il giorno dopo mia madre mi dice guarda che tuo fratello ha deciso che vuole fare società con te. Boh, ok, perfetto. E chi gli mette i soldi? Non ti preoccupare, gli diamo noi. Benissimo, affare fatto. Mio fratello era l'ultimo anno di ragioneria, poi era impegnato con il calcio, quindi per tanti tanti anni lui faceva sì, dentro e fuori, arrivava una volta alla settimana, faceva atto di presenza, però non riusciva a prendere mano corposamente per quanto riguarda il lavoro, perché era tagliato fuori. Invece io pian pianino, parlando con i medici, ho acquisito un sacco di nozioni, eccetera. Quindi diciamo, dopo 3 anni e mezzo, io avevo saturato tutto lo studio, per cui qualche volta succedeva che io dovevo sgombrare l'ufficio perché il medico doveva visitare il mio ufficio. Quindi si era reso necessario espandere l'attività. Espandere l'attività voleva dire che in zona io avevo già visto più locali, però nessuno era confacente a quello che mi interessava, se non che è venuto fuori che tramite conoscenze c'era un centro che già era adibito a medicina e a fisioterapia, la quale la signora se ne voleva liberare perché arrivata a una certa età le dice io voglio fare le vacanziere, non me ne voglio più occupare. Quindi prendo un contatto, vado a trattare con lei, mi spara la bellissima cifra di 850 milioni. Allora dico, ci rifletto, ci penso un attimo, ritorno al mio commercialista, comunico la cosa, mi dice lei è pazza. Ho detto sì, 850 partendo da zero nell'86 sono tantissimi. Però ho detto, valutiamo un attimo le potenzialità e questo e quello e quell'altro, gli spazi ci sono, basta solo ampliare. Ho detto comunque secondo me ho detto 600 possiamo trattare e di lì nel giro di un mese e mezzo, 2 mesi a 600 abbiamo trattato, per cui mi sono portata a casa sia l'immobile che l'attività. Quindi in 15 giorni fatte le modifiche, adeguamento degli impianti eccetera e siamo diventati operativi. Poi da lì a 6 mesi ho deciso di sbarazzarmi di quello che erano i locali adibiti a sauna perché non c'erano numeri, perché erano tanto spazio inutile in quel momento lì. E decisi di fare la mia prima sala operatoria. Già io collaboravo con chirurghi plastici. All'epoca avevo il dottor Paloro e il dottor Novello, poi altri, un direttore sanitario, un altro medico che mi faceva le diete e cose di questo genere.
E quindi diciamo quello è stato un grande passo, per cui ho avuto un mutuo che è gravato sull'ipoteca che portavo mio papà per 10 anni. Quando sono riuscita a riscattare tutto, mio padre è la persona più felice del mondo. E da lì poi i passi sono stati sempre più grandi, espandere, acquisire, accorpare, comprare. Alla fine Conegliano erano 1000 metri, però i 1000 metri non erano più sufficienti. Nel frattempo comunque avevamo ampliato, avviato un centro di medicina a Feltre. Frattempo c'è stato Oderzo, poi l'assorbimento di 2 Mediven e poi sono arrivato a San Donà, sono arrivati tanti altri. Poi alla fine insomma da pochi dipendenti si è arrivati a 200 e non so quanto, 260 mi pare. E medici tipo, che ti posso dire, saranno adesso un 600, anche forse di più. Nella vita familiare in parte me ne sono occupata a tempo pieno, non era possibile perché con l'attività lavorativa si lavorava tutte le ore. Avendo un buonissimo rapporto con tutto il personale, diciamo che ad esempio finché non siamo diventati grandi, il personale, quello impegnato, era abituato a fare tutto, quindi si passava dalla segreteria, che ero io la prima a farla, mi gestivo la contabilità, quella che non riuscivo a fare al centro me la portavo a casa la sera, oppure il sabato e la domenica, e si lavava, si stirava, si facevano le pulizie, tutto. Diciamo che col tempo anche quel posto lì è diventato piccolo, per cui dopo abbiamo fatto il passo, quello gigante, che è l'attuale sede. Quindi da 1000 metri siamo arrivati a 2 e poi avanti con tutto il resto. E con tutto questo mi sono sempre comunque riservata dei miei spazi. I miei spazi cosa voleva dire? Sport. Spazi voleva dire la famiglia di origine, quindi i miei genitori, mia madre, mio padre, i parenti e tutto il resto. E attualmente cosa devo dire? Sono molto più libera, nel senso che comincio un attimo a scaricare un po' scusami un attimo. Prego, prego. Spengo, questa qua la chiamerò dopo. Quindi ho sempre fatto tantissimo tennis, quando vivevo con i miei genitori arrivavo a fare anche 6-8 ore a settimana, poi col di tempo sono diventate sempre meno, e poi il discorso sci, che quello mi ha sempre impegnato, sia il periodo invernale che quello estivo. Poi per tanti anni ho fatto anche, sono stata nel direttivo del Pene Bianca di Conegliano, e dopo negli ultimi anni, da tanti anni, faccio anche il giudice di gara nelle gare sci. Quindi con meno gare rispetto a una volta, però il weekend spesso e volentieri sono in giro. E l'altra cosa, la cosa più importante che hai anticipato te, che me l'ero quasi scordata, ecco questa riconoscenza che mi è stata comunicata è stata comunicata al prefetto di Treviso a fine dicembre 2014, a me l'ha comunicato il prefetto a fine gennaio 2015 e l'attestato vero e proprio, la pergamena, mi è stata consegnata il 2 di giugno. E questo diciamo che, a parte che mi sento molto gratificata di questo. In tanti anni diciamo che ho dato tanto e anche ricevuto tanto. Una grandissima soddisfazione. Sì. E nel suo racconto si intravede e si respira un dinamismo, una voglia di fare, una grinta che non sono comuni, non si trovano tanto facilmente. La donna veneta, la donna del territorio che si dà da fare, si tira sulle maniche Sempre. e va a combattere e riesce a portare a casa un ottimo risultato come ha fatto lei. A questo punto della sua vita, con un risultato così grandissimo, riconosciuto anche a livello istituzionale, grazie a questo riconoscimento di cavalierato, eccetera. C'è un sogno nel cassetto, un'impresa nuova, qualcosa che Graziana vorrebbe ancora fare nella sua vita, o si sente così appagata
si rilascerà, si ritirerà in un cantuccio a leggere i libri, non la vedo tanto. Non è da me, perché io quando ho un attimo di tempo libero mi devo dedicare al giardino, alle piante, devo essere sempre in continuo movimento. Dopo mi rilasso anche la TV, il quotidiano, i libri, eccetera. Però io devo essere, sono un vulcano di idee, ne ho sempre tantissime, infatti spesso volentieri mi capita di essere contattata da persone che mi chiedono consigli e io ho sempre quel quid che l'input li do sempre, ad esempio in palestra, quando sono in palestra gli dico ma perché non puoi fare anche questo per le persone anziane, ma perché non puoi fare anche quell'altro? E io mi dico vieni in società, non posso fare società con tutti quanti, è impegnativa anche a livello finanziario la cosa. Diciamo che ho un altro progetto che non è il progetto del cassetto, perché io progetti del cassetto non ne ho mai tenuti, nel senso che ho sempre cercato di realizzare quello che mi ha sempre gratificato e finora è andata così. C'è un'altra cosa che è diciamo un po' imbastita, non c'è ancora un progetto vero e proprio, non ne posso anticipare perché qualcuno me la potrebbe anche fregare come idea. Ci sto lavorando, infatti anche stamattina mi sono Stamattina sentita ce con ne quelli abbiamo dell'Università parlato. di Padova. È un servizio, un tipo di servizio sanitario che attualmente in Italia non c'è. Però dico, prima di avviare una cosa nuova voglio andare coi piedi di piombo, nel senso che non posso metterci la faccia, la mia serietà professionale per fare un qualcosa che poi Non sia... non sia realizzabile e che comunque non sia effettivamente veramente una cosa seria, altrimenti non mi muovo, vado avanti come sono sempre andata. Che consiglio darebbe Graziana a un giovane che volesse intraprendere una strada di impresa in questi momenti un po' anche storici così difficili e duri? Quale sarebbe il suo consiglio a un giovane che intende rischiare e lanciarsi nelle imprese? Non è semplice perché le opportunità sono venute a mancare negli ultimi anni, quindi vediamo che poche sono le aziende che ancora si espandono, hanno innovato, hanno investito, hanno rischiato e quelle sono le uniche aziende che attualmente continuano ad andare bene. Le aziende che si sono impoverite sono quelle che hanno preso paura, che hanno cercato di ridurre da tutte le parti e purtroppo le piccole aziende attualmente vediamo che ne sono sparite migliaia. Quindi quello poteva essere una fonte per i nuovi giovani, inserirsi in un'azienda che poteva essere piccola però con innovazione, perché i ragazzi comunque sono molto informati. Quindi apportare dei nuovi input poteva farli diventare grandi. Altro, ciao ragazzi, bisogna arrabattarsi con quello che c'è. Oppure devi cercare all'estero, però vediamo che anche l'estero non è che apre le porte a tutti. Per quanto riguarda sia la cittadinanza, devi avere un'occupazione, un lavoro, vediamo che anche l'Inghilterra ormai è satura, perché in Inghilterra io vedo solo qua a Conegliano, tu parli con un sacco di ragazzi giovani, tantissimi sono andati in Inghilterra, chi si è buttato a fare il commesso, chi si è buttato a fare il pizzaiolo, chi lavora nella ristorazione, poi una volta che sono lì magari si guardano intorno e possono catturarsi una fetta di mercato diversa, però non sempre arrivi dove vuoi, ti devi anche un attimo accontentare. Ad esempio lo sbaglio è successo negli anni, forse adesso il giovane si sta un attimo riprendendo. Io vedevo che chi aveva fatto ragioneria, se non trovava lavoro da ragioniere, non poteva adattarsi a fare nient'altro, perché aveva il titolo di ragioniere. Chi aveva fatto un altro tipo di attestato o trovava quello non faceva niente. Oggi uno se vuole lavorare si deve arrabattare, intanto trovi quello che trovi, poi quando hai trovato intanto ti guardi intorno, ma perlomeno puoi dire ho una mia indipendenza economica e posso fare anche qualcosa da solo, non essere sempre a carico della famiglia. Un po' c'è anche il discorso delle famiglie che hanno viziato i ragazzi. Non è anche un po' in tutto questo grava abbastanza la pressione fiscale che c'è adesso, la più alta pressione fiscale. Cosa dovrebbe fare lo Stato per alleggerire questo cosa, secondo lei? Dove potrebbe essere aiutato l'imprenditore? Si parla di una flat tax, per esempio, come nei paesi più
avanzati come in Però Canada, guarda, e dove si possa pagare un 15 un 20%, che sarebbe una cosa infatti, accettabile, ma adesso col 60-70% di tasse, è come fa uno a tantissimo. sopravvivere? Come fa uno? Cioè, può essere anche questa una delle È cause. difficile per un imprenditore onesto, con le tasse che ci sono, dire sbarco lunario. Ce ne sono aziende che ce la fanno benissimo, perché hanno ottimizzato, robotizzato tutto, per cui hanno risparmiato anche su quella che è la manodopera, che purtroppo la manodopera ha un costo rilevante per quanto riguarda un bilancio aziendale. Che ti devo dire che noi abbiamo visto tantissimi imprenditori, grossi imprenditori e non solo, che hanno cominciato a dislocare, quindi andare chi in Romania, chi di qua, chi di là, perché? Perché purtroppo abbiamo uno Stato italiano che sta strozzando di tasse e non le si vede fuori. Io mi ricordo tanti anni fa c'era Padovan che all'epoca si era creato un gruppetto di imprenditori e aveva cercato di convincere l'azienda a portare a sede legale a Klagenfurt. Mm. Anch'io all'epoca ci avevo pensato, perché dopo problemi, non lo so, o hai un'attività forse anche là, quindi è più facile gestirlo, però avere un'attività qua, avere le banche di là, non lo so, non ci ho mai riflettuto più di tanto. Resta comunque un discorso che è veramente gravoso per qualsiasi tipo di azienda. Le tasse, le tasse, le tasse. E poi leggi continuamente sui giornali politici che facciano l'interesse delle aziende, sì. E poi parlano, 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 alla fine non concludono niente. Diciamo che la politica italiana veramente negli ultimi anni è diventata, che ti posso dire, sta disgustando tutti. Quando io sento dire Veneto libero, benissimo, io sarei pronta, andrei a raccogliere firme anche di notte, se il Veneto riuscisse a staccarsi dal resto dell'Italia. Mhm. Diciamo Roma ladrona, non è un detto, è un fatto, più tutto il resto. Quindi, Graziana, Io se potessi farei il duce in questi casi qua, perché sono sì. veramente... Quindi, Graziana, la donna, l'imprenditrice, la madre, qual è, se ce l'hai, un sogno che avresti, o qualcosa che tu vorresti fare o che avresti voluto fare, che se avessi una bacchetta magica, cosa ti piacerebbe realizzare? Sai che non ne ho. Non ne hai. No, non ci ho neanche mai pensato, nel senso che io credo di aver realizzato quello che all'epoca poteva essere il sogno della mia vita, diventare imprenditore. Cosa che lo sono diventata, lo sono da tantissimi anni e sono benissimo, sto benissimo così. Fra un po' di anni deciderò di godermi la pensione e poi, boh, non lo so, mi comprerò una casetta a Tenerife, A visto? Tenerife? Sì, e lì vivi con 1000 euro al mese. Sì, è la meta di E ci sono tanti. anche, c'è una mia amica che si è comprata la casa lì, per cui ti dico questo internos. Lei si è comprata la casa e dice, guarda, io sto valutando l'opportunità di aprire un'attività lì, Mhm. che ce ne sono tante attività se uno vuole intraprendere in Anche quel lì. posto lì. E sei facilitato perché tasse sono bassissime, vivi proprio con niente, poi non è neanche tanto distante. Il problema qual è? Che io abbandonare tutti i miei affetti sono qua Mhm. e quindi portarli tutti là è impossibile, quindi mi accontento di stare con Eliano e andare in vacanza. Quindi sì, e questo rispecchia un po' la nostra indole veneta, di persone che siamo molto attaccati al nostro territorio Sì, sempre di più. e gli vogliamo tanto bene, E più si perché invecchia e più ci si rende conto che effettivamente è così. è così, È vero? così. D'altronde viviamo in un posto meraviglioso come il Veneto, che sì, non gli manca niente, quindi è bello andare e poi ritornare e godersi le nostre cose qui. Una cosa che non ho detto, che aggiungo, in tutti questi anni non è che ho vissuto di rendita, nel senso che quello che ho preso e che ho studiato mi è bastato. No, perché ho fatto 100.000 altri corsi nel frattempo, sia in associazione industriale che in seminari, questo, quello, quell'altro, quindi è un continuo innovazione, una continua innovazione perché non si finisce mai di apprendere.
e oggi non puoi arenarti solo con quello che hai studiato, quello che fino a 20 anni o 22 quello che era, quindi è un continuo aggiornamento. E per concludere, che rapporto ha Graziana con il web, con i social? Buono, non sono il massimo perché ogni tanto ho bisogno di qualche aiuto, però ci lavoro, ci ho sempre lavorato con i computer. Web, sì, internet mi affascina molto, faccio le ricerche, vado a vedermi cose interessanti, oltre a quello che è il quotidiano, quello che non trovo sul quotidiano lo trovo in internet. E qui social network, a parte Facebook, che ci sono cascata, purtroppo è stata la tentazione di gennaio dell'anno scorso e dirò che certe volte mi rendo conto che perdo anche troppo tempo, però lo faccio nell'intervallo quando guardo, non so, un film o cose di questo genere, quindi quando c'è la pubblicità io ne approfitto per guardare Facebook o LinkedIn o qualcos'altro del genere, che è anche un modo anche per creare rete, conoscersi, allargare certe idee, quindi lo trovo anche un canale molto utile anche a livello lavorativo. Benissimo. Grazie di questa intervista e ci sentiremo un'altra volta quando ci sarà qualche novità. Grazie Sono in mille. grado di poterlo offrire. Per il momento top secret. Ok, grazie Grazie a mille, te. grazie, grazie.